A Bosco Nordio sono in corso i censimenti dell'orchidea piramidale. È una specie diventata poco comune, se non addirittura rara, nel resto della pianura padana. Questo a causa della scomparsa dei prati aridi o semiaridi che erano il suo habitat tipico. A Bosco Nordio l'orchidea piramidale si rinviene ormai in pochissime radure, quali questa dove ci troviamo adesso, caratterizzate dalla sopravvivenza di habitat particolari quali appunto quelli dei prati aridi. La popolazione di Bosco Nordio è decisamente piccola. Quest'anno, durante il mese di giugno, che è il periodo di fioritura di quest'orchidea, ne sono state censite soltanto 9 piante in un'unica radura della riserva. Ogni pianta rinvenuta viene georeferenziata con un GPS, in maniera da poter riportare la sua posizione sulla cartina della riserva. Inoltre la sua posizione sul terreno viene segnalata con una bacchetta. La presenza di questi prati aridi a Bosco Nordio è stata rilevata durante i sopralluoghi del progetto Life Redune, durante i quali alcune aree precedentemente classificate come habitat di duna grigia sono state riclassificate in questa maniera. Gli interventi di rinaturalizzazione effettuati da Veneto Agricoltura nell'ambito del progetto Life Redune potranno offrire nuovi spazi a questa orchidea. I censimenti che verranno effettuati i prossimi anni potranno effettivamente valutare l'espansione della specie in questi nuovi territori messi a sua disposizione.